Erano specializzati in furti con spaccata ai danni dei supermercati. Sgominata una banda composta da 5 cittadini kosovari di età compresa tra i 26 e i 45 anni, arrestati a Comacchio in provincia di Ferrara in un'operazione della squadra mobile della questura di Padova. Gli investigatori erano sulle tracce del gruppo a partire dal furto in un supermercato Conad della Città del Santo, dove erano stati sottratti circa 30.000 euro dalla cassaforte. La banda agiva in orario notturno dopo la chiusura dei negozi, forzando gli ingressi e utilizzando divaricatori elettrici professionali in dotazione ai vigili del fuoco per aprire le casseforti. Dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, la polizia ha individuato il covo in un appartamento a Comacchio. Il blitz è scattato subito dopo un tentato furto in un supermercato di Rovigo, non andato a segno. I 5 sono stati bloccati mentre tentavano di fuggire dall'alloggio al quarto piano attraverso un'impalcatura. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati arnesi da scasso, ricetrasmittenti, passamontagna, telefoni cellulari e 2 divaricatori elettrici, uno dei quali rubato a febbraio da una caserma dei Vigili del Fuoco in provincia di Bolzano. Rinvenuti anche circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento di furti recenti. I 5 sono stati arrestati per il tentato furto di Rovigo e trasferiti nel carcere di Ferrara. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri colpi analoghi avvenuti in tutte le province del Veneto nelle ultime settimane.